Siamo ancora con Eia TV al villaggio Sartiglia a sentire i protagonisti degli stand del villaggio. Siamo ora con Bruno Murru della Coldiretti, al quale chiediamo di raccontarci un po' cos'è la Coldiretti, cosa fa, il senso della loro presenza qui al villaggio. Buonasera. Allora, noi stiamo in questi 3 giorni di Sartiglia, stiamo cercando di promuovere e sviluppare il nostro patronato. Io sono il responsabile del patronato EPACA, che è il patronato appunto della Coldiretti. Quindi in questi 3 giorni purtroppo la pioggia non ci ha aiutato, però abbiamo tentato di fare più che altro una promozione dei nostri servizi, facendo, diciamo, un volantinaggio, una pubblicità quindi di quello che è il nostro patronato. In concomitanza avevamo uno stand con dei nostri produttori, dove hanno fatto una degustazione dei loro prodotti, quindi un prodotto a chilometro zero, quindi produzione, e diciamo in questi 3 giorni abbiamo fatto solo una degustazione, non abbiamo fatto una vendita, che la vendita viene realizzata invece sempre nella provincia di Oristano due volte alla settimana. Qual è il senso della vostra presenza qui alla Sartiglia e cosa vi aspettate? Beh, il senso è quello appunto di promuovere i nostri servizi. Noi gestiamo appunto un patronato, e poi la Coldiretti all'interno della provincia è molto, molto attiva su molti versanti. Quindi parliamo di campagna amica, quindi la produzione e la vendita dei nostri prodotti, quindi come dicevo prima a chilometro zero. Il punto, quindi lo stand che noi abbiamo adibito, l'abbiamo fatto appunto per cercare di far vedere quella che è la nostra struttura, e quindi i nostri servizi. Perfetto, grazie mille Bruno e noi andiamo avanti con le nostre interviste.